E con noi Luca Geroni. Luca, la tua squadra ha recuperato 2 gol nel finale, ha dimostrato carattere, voglia di vincere, insomma, quinto risultato utile consecutivo è tanta roba, ecco. Sì, sì, sicuramente stasera è stata più che altro una dimostrazione di carattere, perché in quanto a gioco così stasera è stata penso la peggior partita dopo Trissino. Infatti io ho detto anche a Dario alla fine partita avrebbe nettamente meritato il Valdagno stasera di vincere. Noi siamo stati bravi a non crollare nel momento in cui la partita si è fatta veramente difficile. Sul 4-2 poi vabbè la mia espulsione, il tiro a 1 sbagliato da loro. Da lì è scattato qualcosa che ci ha permesso quantomeno proprio una reazione di carattere stasera di portare a casa un punto che secondo me, vista la partita di stasera, è un punto d'oro questo qua. Punto d'oro, adesso ti concentri mercoledì a Correggio e poi sabato prossimo ancora con il Pico, perché è vero 2 settimane di riposo, il Tour de Force è iniziato e alla fine, come appena spiegato, bene, nel senso un punto che comunque è un punto che porta questo segno al 4° posto. Sì, è un punto, come ti dicevo, un punto d'oro stasera. Adesso ragazzi stasera si riposeranno e tutto quanto, da lunedì inizieremo a preparare la partita di Correggio, anche se non è che abbiamo molti giorni a disposizione. E poi dopo penseremo a Pico. Adesso pensiamo una partita alla volta, perché questo noi dobbiamo fare, non possiamo fare troppi voli pindarici o fare delle tabelle di marcia, perché poi le partite le pensi in un modo, le prepari in un modo, poi magari ne salta fuori la partita completamente diversa da come l'avevi pensata, come è successo stasera. Quindi niente, adesso penseremo a Correggio, che ovviamente sarà una partita difficilissima, tra l'altro loro ancora imbattuti, secondi in classifica, con l'ambizione di salire in A1, e quindi sicuramente sarà una partita dura, però io sono molto fiducioso nella squadra e nei miei ragazzi, soprattutto dopo le trasferte di Tiene e di Bassano, quindi anche mercoledì andremo là a fare la nostra partita e a giocarcela. Poi se saremo bravi a portare a casa dei punti, tanto di guadagnato, però vabbè, andiamo avanti così, dai. Ok, grazie mister.